Patto per il Veneto. Giacomo Possamai, dopo aver strigliato il Partito Democratico invitandolo ad aprirsi alle liste civiche, ai mondi, alle categorie, al sindacato, alla cooperazione, oggi cala il suo progetto anche in chiave multi-utility. Per essere competitive su un mercato sempre più globale, queste società per azioni a partecipazione pubblica che offrono servizi ai cittadini devono unire le forze, fondersi per offrire agli utenti luce, acqua, gas, ma anche trasporti, gestione dei rifiuti e dei parcheggi a prezzi concorrenziali. La vicentina AIM sta portando avanti il progetto di un matrimonio con la veronese AGSM, ma Giacomo Possamai rilancia: perché non allargare questa alleanza? Bene l'accordo con la GSM, bene l'accordo con un socio del territorio, ma perché non estendere questo accordo ad un'altra realtà, ad altre realtà del territorio? Penso in primis ad Ettra nel territorio di Bassano e dell'Alta Padovana, ma anche ad Ava nell'Alto Vicentino. Perché non provare a mettere in piedi una grande aggregazione di quelle che sono ancora le aziende pubbliche locali rimaste sul territorio per costruire un vero e proprio campione veneto? Una grande municipalizzata capace di sfidare a livello nazionale le altre aziende di servizi. Questa è la proposta di Giacomo Possamai, che ipotizza un patto per il Veneto anche per le multi-utility. Io penso che se l'Emilia Romagna e la Lombardia hanno ciascuna la loro azienda municipalizzata di riferimento, ERA per l'Emilia Romagna e A2A per la Lombardia, non capisco perché un territorio forte, dinamico e importante come il Veneto non possa avere la sua azienda municipalizzata. Costruiamo un progetto che sia Veneto, perché ce n'è bisogno.